Mercoledì 12 aprile 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano: emergenza sanità bellunese, mancano decine di medici e infermieri, l'allarme della CISL. Nei territori servono altri 45 dottori, fra operatori sanitari e badanti necessari 400 professionisti. Parte l'SOS per una sanità universale in montagna, la proposta della CISL con le federazioni dei pensionati, pubblico impiego e servizi, resa pubblica ieri nella sede del sindacato a Belluno, è rivolta alle istituzioni bellunesi per la costituzione di un tavolo permanente. È stata anche avviata una raccolta firme per sostenere l'iniziativa. Mancano 250 professionisti sanitari e sociosanitari e almeno 150 accompagnatori badanti, numeri da far tremare i polsi se si pensa che siamo solo all'inizio della pandemia demografica. Le parole del segretario provinciale Massimiliano Paglini. E ancora servirebbero almeno 40-50 infermieri come minimo vitale per garantire la sostenibilità sociale basilare. Mancano circa 45 medici di medicina generale, medici di base, pur dovendo evidenziare che i 100 in attività hanno ben più assistiti in carico dei 1500 pazienti previsti, dice sempre la CISL. L'approfondimento a pagina 2 lo troverete a firma di Federica Fant. Foto di copertina: pericolo domani la riunione dei sindaci nella provincia, un semaforo contro la siccità. I laghi bellunesi rischiano di raggiungere altri minimi storici. Auronzo di Cadore in lutto, morto Molin, maestro degli alpinisti delle Dolomiti. Ancora Sedico, primavera a casa, piano per recuperare immobili destinati a dipendenti Luxottica. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, villaggio olimpico, oggi la scelta della sede, in corsa Campo, Fiames e la ex colonia Eni di Borca. Il recupero dell'edificio della colonia del villaggio turistico ex Agip a Borca di Cadore, nonché la realizzazione di alcuni edifici rappresentano la soluzione ideale per accogliere il villaggio olimpico che dovrà ospitare gli atleti dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Noa in concerto, al comunale la cantante che costruisce i ponti e abbatte i muri, Feltre palaghiaccio da record e ora anche i campi da pickleball. E ancora Borgo Valbelluna, un giorno di sport all'aperto con la Proloco di Trichiana. Appuntamento domenica 30 aprile con lo sport outdoor, eventi culturali e anche goliardici come la prova con le bici Graziella. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano è identica a quella che abbiamo trovato nell'edizione del Gazzettino di Belluno, ovvero l'allarme sanità a rischio default. Questo è il titolo del Corriere delle Alpi: tutti uniti o si muore. La CISL prepara un documento con le richieste che il territorio deve avanzare alla Regione. Appello a sindacati, ULSS, sindaci, cittadini. Serve un tavolo permanente. L'approfondimento di Paolo Dallanese a pagina 15. La foto di copertina è dedicata allo sport hockey. Il Cortina rimette in parità la finale di Alps League all'Olimpico battuto l'Ogenais. Esplode la festa. L'Afro Cortina batte l'Ogenais 4-1 all'Olimpico e porta la serie di finale sull'1-1. Apre le danze Gregory Di Tommaso, gli scoiattoli raddoppiano ma gli sloveni accorciano subito. Poi la grande paura e 8 minuti in apnea per i 600 tifosi allo stadio, ma Saha chiude i conti. Gara 3 sarà domani in Slovenia. L'approfondimento a pagina 34. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al lutto che ha colpito la comunità di Auronzo di Cadore. Addio al Ziro Molini, insegnò a scalare a intere generazioni. L'approfondimento di De Rosa a pagina 30. Olimpiadi 2026, Fiames Campo, a Roma si decide sul villaggio, Borca polemizza. Dario Bond, consulente per l'agricoltura del Ministero di Fratelli d'Italia. Ancora Belluno, stalking in ospedale, sanitario finisce nei guai. Natura, zecche, vipere e zanzare, il clima anticipa il risveglio. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita
Alle notizie di carattere nazionale e internazionale poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, i nodi della politica, le nomine di Meloni. Alta tensione tra alleati, la Presidente tiene duro su Cingolani a Leonardo, Scaroni verso la presidenza Enel, in extremis rispunta l'ipotesi Cattaneo. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, sarebbe bizzarro che fosse un solo partito a indicare i nomi a discapito degli altri. Adolfo Urso, ministro delle imprese, conta la competenza, non l'appartenenza, perché tutto il paese si misurerà dalla sfida del PNRR. I consigli di Descalzi alla Premier per tenere unite energia e difesa, le trattative a Palazzo Chigi andate avanti fino a notte fonda e non ancora chiuse. L'amministratore delegato di Eni, il vero regista di queste nomine di Stato. E sempre a proposito dei nodi della politica italiana, siamo a pagina 4, DEF, taglio da 3 miliardi alle tasse sul lavoro nel 2024, deficit al 3,7%, interventi sul cuneo fiscale per i dipendenti con reddito medio-bassi, sfida all'UE, il disavanzo supera il limite previsto dal patto di stabilità. Ecco alcune cifre: 1% l'aumento del PIL atteso nel 2023 con le misure varate dal governo, 142,1% il rapporto fra debito e il PIL previsto dall'esecutivo al termine di quest'anno, 4,5% il disavanzo pubblico stimato dal MEF per l'esercizio in corso, 42,7% il livello a cui dovrebbe attestarsi la pressione fiscale nel 26, in calo rispetto al 43,3% del 2023. Ancora i nodi della politica, pagina 5, carcere, gli eco-vandali. Il disegno di legge, maximulte fino a 60.000 euro per chi danneggia i beni culturali. Il ministro alla cultura Sangiuliano: chi compie questi atti ha anche il dovere di risarcire. Migranti, stato d'emergenza, il governo dichiara l'allarme per gli sbarchi, l'obiettivo è svuotare gli hotspot, il prefetto Valenti nominato commissario. E andiamo avanti con pagina 7, fatti di attualità che riguardano anche il nostro paese. Parini, la salma accolta da Mattarella, un aereo militare riporta a casa il 35enne ucciso a Tel Aviv. Oggi l'autopsia, domani i funerali, gli amici ascoltati dai Ross. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica: esprimo la mia esecrazione per il vile atto terroristico che a Tel Aviv ha provocato morti e feriti. Benjamin Netanyahu, Primo Ministro di Israele: le mie condoglianze per la morte di Alessandro Parini, coinvolto nell'attentato di venerdì scorso. La città e i diritti, notizia che ci porta in Veneto, a Padova, famiglie gay, la procura chiede gli atti, Giordani il sindaco, pensiamo al bene dei bimbi. Le 33 registrazioni anagrafiche effettuate a Padova saranno sottoposte al tribunale, che potrebbe chiederne la nullità. Questa è la dichiarazione del sindaco di Padova. Io agito nell'esclusivo interesse delle bambine e dei bambini e dei loro diritti primari, c'è un evidente vuoto normativo e con gli altri sindaci lo denunciamo da molti mesi. Per quanto tempo ancora il Parlamento eviterà di legiferare su un tema così delicato? Sempre dal Veneto, 100 euro in premio agli studenti migliori, scelta difesa dai presidi. L'Istituto Scalcerle di Padova assegna un bonus a chi ha la media del 9, una decisione che ha scatenato proteste fra i ragazzi e discussione. E sempre a proposito della scuola come un'azienda, proprio ciò che desidera l'attuale governo. Enrico Gagliano, insegnante di italiano e scrittore, è una voce critica, fossero almeno stati assegnati in esperienze culturali o in libri. La tragedia in Trentino, gli orsi in eccesso saranno deportati, condanna a morte per 4 animali. Oggi il funerale del giovane sportivo ucciso nel bosco, intesa fra Presidente della Regione e Ministro dell'Ambiente. La sanità regionale, Veneti grandi donatori di organi e tessuti, quarta regione in Italia per consensi. Pubblicate le classifiche basate sulle risposte dei cittadini al momento dell'emissione della carta d'identità elettronica. Il bellunese fa scuola, Rudigino fanale di coda, è un team di trapiantati, parte per le Olimpiadi. Vediamo appunto le zone con un'alta tassa percentuale di donazioni. Lo avete sentito, al primo posto la provincia di Belluno con indice del dono sopra la media nazionale. Ci sono ben 3 comuni bellunesi, ovvero Vallada Gordina, Voltago a Gordino e Lorenzago di Cadore. Mobilitazione della CGIL regionale, uffici postali rimessi a nuovo ma senza personale dentro, carenza di dipendenti e difficili condizioni di lavoro al centro dell'incontro con presidenti e capigruppo regionali, 2000 persone in meno in 5 anni.
Passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno ed ecco la notizia difficile che ha aperto sia l'edizione del Gazzettino sia l'edizione del Corriere delle Alpi. Si parla di sanità in provincia di Belluno. Sanità bellunese, situazione drammatica, il sistema montano è a rischio default. Documento della CISL che chiama a raccolta agli altri sindacati, USL, sindaci e cittadini. Serve un tavolo permanente. La situazione è drammatica, serve un tavolo permanente territoriale a tutela della sanità pubblica in montagna a cui partecipino tutte le istituzioni del territorio. A lanciare l'idea è la CISL con il suo segretario generale Massimiliano Paglini e i segretari delle categorie dei pensionati FNP Maurizio Cappellin, della funzione pubblica FP Mario De Boni e della FISA-SCAT Patrizia Manca. Avviata una petizione con tutte le richieste che il territorio avanza alla Regione. E i numeri della sanità montana, a sostegno delle proposte, numeri impietosi che più di ogni parola descrivono la situazione drammatica in cui si trova il territorio bellunese, demograficamente fragile e geograficamente complesso per scarsa densità abitativa e per carenza di infrastrutture e servizi sociali. Mancano 250 professionisti sanitari e sociosanitari e almeno 150 badanti, 40-50 infermieri come minimo vitale per garantire la sostenibilità sociale di base, circa 45 medici di medicina generale. Infine, pensioni e redditi fermi da molti anni e aggrediti dall'inflazione stanno creando sempre più difficoltà alle famiglie nel sostegno delle spese per la casa di riposo, ma anche nel pagamento dei servizi domiciliari, ha detto Cappellin. Pagina 16, il caso perseguita l'infermiera e le squarcia le gomme. Un sanitario in servizio all'ospedale San Martino si è messo nei guai per atti persecutori e danneggiamento aggravato. Altri fatti di cronaca giudiziaria, rubò felpa in maglia in Piazza dei Martiri, il giudice lo assolve. L'allarme, cassonetti ribaltati e cartelli rimossi in via Sottocastello, il fatto è caduto nel capoluogo bellunese. Pagina 17, primavera, tornano zecche, zanzare e vipere, il clima anticipa la loro ricomparsa. I parassiti, visto l'inverno caldo, non sono mai spariti. I serpenti cercano l'accoppiamento e bisogna stare attenti. Fauna selvatica, Dorfman e lupi, l'Europa ha cambiato atteggiamento. Cambia l'atteggiamento della Commissione europea sulla gestione del lupo, a confermarlo all'europarlamentare Herbert Dorfman, la stessa presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Ora è necessario che venga avviato un piano di gestione del lupo a livello nazionale o anche solo per le regioni alpine, afferma Dorfman. Pagina 18, politica, Dario Bond diventa consulente del ministro di Fratelli d'Italia Lollobrigida. L'incarico assegnato all'ex deputato nei giorni scorsi è a titolo totalmente gratuito. Mi occuperò di varie questioni, dall'emergenza siccità al problema del bostrico. Un lavoro bello e molto prestigioso, impegno a 360 gradi, studierò a fondo. Palazzo Piloni, via libera al progetto dedicato ai grandi eventi, 2,5 milioni in 2 anni. Il caso De Carlo, Fantuzzi alla provincia solo se ci sono fondi. E ancora la polemica, Quinto Piola Padrin, se vuoi l'autonomia devi saperla praticare. Siamo a pagina 19, riaperto al pubblico il giardino terapeutico al Parco Maraga, era chiuso dal 2019. L'area, voluta e realizzata da Umberto Fiabane, è di nuovo disponibile. Ieri sono stati rimessi in opera gli 11 attrezzi per la ginnastica dolce. Sempre dal capoluogo, lavori per 7 milioni alla Tasso, uffici pubblici raggruppati e ancora il progetto 30 genitori al corso Lions sulle tecniche educative. Ancora dal capoluogo, pagina 20, Prade, parliamo del cimitero, sistemate le lapidi de Kunovic, quell'area è per i non decomposti. E continuiamo con pagina 21, siti culturali, siamo a Feltre, il Ponte Pasquale accende il turismo, più di 200 visitatori nel cuore della città, la Galleria Rizzarda fa da traino, bene le attrazioni al castello, Casa Grande, a maggio entrano in vigore le nuove tariffe. Giovedì 20 aprile, transizione energetica, un seminario gratuito al Green Day della Clivet, siamo sempre a Feltre. Decoro urbano, manutenzione del verde lungo vie e marciapiedi privati a rischio multa. Questo l'appello lanciato dal sindaco di Feltre, Viviana Fusaro. Rimaniamo nel Feltrino con pagina 22, la Mono Sovramonte, migliaia di metri cubi di ghiaia da rimuovere a Ponte Serra. Appello del sindaco di Sovramonte dalla Torre alla provincia. Sono 10 anni che non si interviene, duplice il vantaggio, vendere il materiale per l'edilizia e creare una scorta d'acqua. Protagonisti una ventina tra musicisti e coristi, canti e musica in Duomo, domenica alle 18 la messa dei giovani. Ancora in questo caso a Feltre, si rende il Grappa, pienone alla Pala Serene per la festa musicale e a settembre si replica. E ancora i piccoli di San Gregore nelle Alpi in visita ai Vigili del Fuoco. I pompieri hanno ospitato i bambini dell'asilo appunto del comune di San Gregore nelle Alpi.
Siamo a pagina 23, bandi aperti per le malghe Docche e Valderoa, Zancaner canoni bassi come incentivo. Il comune di Alano cerca i gestori per le due strutture che offrono un servizio ai numerosi escursionisti e cicloturisti. Fonzaso, l'asta di Villa de Panza riguarda i soli usufrutti. Sempre da Fonzaso, chi semina raccoglie per lo scambio di semi. Una giornata all'insegna della convivialità e dello scambio di semi in vista della semina. Con pagina 24 le notizie che riguardano Borgo Valbelluna, ceramica Dolomite si ferma 10 giorni senza produzione. La fermata coincide con i ponti in calendario dal 22 aprile al 1 maggio. Sarà attivato il pacchetto di ore di cassa straordinaria previsto dall'accordo. Limana, aiuto ai minori, De Zanet plaude alla comunità. La sentenza, banchi frigorifero mai pagati a Derigo, ma c'è la soluzione, notizia in questo caso che ci porta a Sedico. Longarone, il sindaco Padrin via al polo scolastico rispettando i tempi del PNRR. Lo spostamento delle medie a Castellavazzo condiviso con istituti e genitori. Ci saranno disagi, ma l'obiettivo di avere nel 2026 una scuola migliore. Con la tecnica dei videogiochi, la Longarone di un tempo torna a vivere in un filmato. Il pordenonese Alberto Bidilnotte è partito dalle immagini storiche e il centro è stato ricostruito come era prima della catastrofe, come si può vedere da questi due scatti. Musumeci onora i luoghi del Vaionte, inaugura la fiera, il ministro era presente a Longarone Fiere e ancora a Ponte nelle Alpi scontava i domiciliari ma era in giro arrestata. Con pagina 26 notizie che ci portano in Alpago, Chies, cooperativa di Lamosano, alleanza virtuosa con Zoppè, approvato all'unanimità il bilancio, perdita di introito dopo anni di attivo, collaborazione con il negozio zoppedino per sostenere i servizi di montagna. Alpago, ciclabile a sbalzo sul lago di Santa Croce, ecco il progetto come si può vedere da questo scatto e continuiamo con pagina 27, Cencenighe, nuovo mezzo per gli anziani, donazione corposa dall'Auser, ai volontari serve un'auto nuova, la cooperativa di consumo eroga 10.000 euro, Mazzarol, comprate nei piccoli negozi perché poi loro aiutano il territorio. Montagna più sicura, defibrillatori in arrivo nei rifugi del CAI Zoldano, confermati i gestori, pronte le attività estive. Agordo, il circolo culturale ritorna in biblioteca e ancora Agordo, la lotteria San Vincenzo a Prompicai, ecco tutti i numeri estratti li troverete a pagina 27 del Corriere delle Alpi. Pagina 28, Cortina, Villaggio Olimpico, oggi la verità, Zaia e Lorenzi nessuna preclusione. A Roma la cabina di regia deciderà tra campo e fiamme se chi di dovere ha valutato come amministratori ci adegueremo. L'impressione netta è che si propenderà verso la soluzione a nord di Cortina per evitare un caso pista da bob bis. Sala non ci sta, scegliere Borca per lasciare qualcosa al territorio, il sindaco rassicura sui requisiti dell'ex colonia Eni e scende su un piano strettamente politico. Questa la dichiarazione appunto del sindaco di Borco di Cadore che propone invece come villaggio olimpico appunto il villaggio Eni di Borca di Cadore. E sempre a proposito delle Olimpiadi 2026, varianti, prime picchettature, l'ANAS va avanti con gli espropri, iniziati i lavori preparati anche a San Vito dove prende un ricorso, via libera invece a Tai e a Valle di Cadore. Auronzo è in lutto, Alziro Molina addio al pioniere dell'arrampicata cadorina, nella lunga carriera ha scalato e aperto vie in ogni parte del globo, la Magnifica lo inserì nel libro dell'onore, i funerali domani. Auronzo e l'intero mondo della montagna piangono il pioniere dell'arrampicata cadorina, se n'è andato in silenzio Alziro Molina, lo stesso silenzio che ha accompagnato tutte le sue grandi imprese alpinistiche classe 1939. Alziro Molina avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 28 aprile ed invece una complicazione respiratoria ne ha arrestato l'ultima scalata, quella intrapresa nei corridoi dell'ospedale di San Candido. Pieve di Cadore, giro traguardo volante alla casa natale di Tiziano, Auronzo ancora a casa di riposo, colombe dal gruppo ANA di Cadore. Passiamo alla rubrica Cultura e Società. Ho intercettato la voglia di cambiamento e ho unito la tradizione a nuovi percorsi. Il direttore Marco Angius festeggia 10 anni alla guida artistica e musicale dell'Orchestra di Padova e del Veneto, un bilancio, molti progetti. Spettacoli, danza, misteri e amore, Vicenza accende la luce dei tuoi occhi. E ancora nelle sale L'uomo senza colpa, incontri Treviso e Padova con il regista Gergolette. Dalla rubrica bellunese, l'opera debutta Il pastore di nuvole, corto con le radici nel bellunese. La pellicola girata dal giovane Lorenzo Cassolla allo Short Film Festival in Bulgaria, girato a Malga Garda, racconta di spopolamento e del rapporto giovani-anziani. Il progetto presentato dall'associazione Daphne con il contributo del comune e di Auser.
Sport bellunese, hockey, Alps League, il Cortina rimette in piedi la finale, cade lo Genes Nice, finora imbattuto nei playoff. Gara 2 appassionante all'Olimpico, l'Afro sblocca con Di Tommaso e raddoppia, gli sloveni accorciano ma Asaha chiude i giochi. 4-1 il risultato finale. Calcio di promozione, pagina 35, tutto quasi in soli 90 minuti, una domenica di fuoco per molte delle bellunesi. Calcio di Serie D, Swiderkowski, il sudore del nuovo di Pasqua, l'attaccante della Dolomiti ha saltato alle feste per allenarsi, le sensazioni sono buone, intanto ora rientro in gruppo. Coppa Dolomiti di terza, Pedavena Plavis, la finale giovedì 27, intanto il club feltrino pizzica il Domegge. Ancora sport bellunese, slalom tra le nuvole, 500 sul Col Gallina in gara per la solidarietà. Ciclismo ACSI, randonnée nel Vallone, c'è l'edizione dei 20 anni. Colpo grosso, una Super Inter sbanca Lisbona e mette le mani sulla semifinale di Champions. L'area d'Europa trasforma i neroazzurri che stendono il Benfica con 2 gol nella ripresa firmati da Barella e da Lukaku su rigore. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Tempo instabile e perturbato con cielo molto nuvoloso coperto, precipitazioni, probabilità alta di precipitazioni diffuse con frequenti rovesci e temporali, limite della neve in abbassamento fino a 1000-1200 metri, in possibile ulteriore calo in serata. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Beluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi del Mondo.